Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Prade Radego, uno dei tanti valichi che mettono in comunicazione il Trevigiano con il Bellunese. Saliremo una delle cime più famose delle prealpi trevigiane, e cioè il Col de Moi. Utilizzeremo il sentiero 991, che però non parte esattamente dal passo, ma leggermente più sotto nel versante trevigiano, quindi cominceremo a scendere leggermente per la strada asfaltata. Il sentiero 991 stacca esattamente di fronte a questa tabella, un centinaio di metri sotto Prade Radego. E qui è ben segnato il 991. Voi siete qui c'è il passo. Noi adesso seguiamo il 991 che è in salita, per così ci porterà al Col de Moi. Poi scenderemo a Forcella Foran, qui abbandoneremo il 991 che, come scritto qui sopra, va fino a Passo San Boldo, e torneremo indietro per il versante nord attraverso il sentiero numero 2 che ci riporterà al passo di Prade Radego. Facciamo una brevissima deviazione a destra, qui c'è un cartello che indica il Col de Moi a sinistra, noi andiamo verso la panchina panoramica qui a destra che è a pochi metri. Siamo alle prese con uno strappo veramente notevole, verticale, tutto dritto. Qui i tornanti non si sono preoccupati di farli.
arrivati in cima al Col de Moi, dove c'è un panorama veramente eccezionale. Adesso il 991 continua, come i cartelli qui non segnano 991, ma in realtà lo è, e in 10 minuti scendiamo a Forcella Forano. Eccoci arrivati a Forcella Foran, che è proprio qui dietro di me. Bisogna dire che le indicazioni che c'erano in cima al Col de Moi, che dicevano che in 10 minuti si arrivava qui, forse intendevano rotolando giù come una palla da bowling, perché noi ce ne abbiamo messi almeno 20. Per questo punto passa anche il giro dei 3 bivacchi che abbiamo fatto circa un anno fa. Adesso, per tornare a Praderadego, prendiamo questa mulattiera qui, che è il sentiero tabellato di recente come 2313A, e la faremo dal versante bellunese, cioè quello settentrionale, che ha anche un'altra numerazione, e cioè il 2. Siamo arrivati in località Napoli. Non so se c'entri qualcosa la città campana, comunque qui si può andare al Col de Moi, noi ci siamo appena stati, e invece noi seguiamo i cartelli per Praderadego che dicono che in 40 minuti chiudiamo l'anello. Siamo ormai a pochi minuti dal ritorno a Praderadego, dove si chiude il nostro anello di oggi. Il percorso è stato veramente molto bello, non ha alcun problema tecnico e non ha nemmeno problemi di orientamento, perché è molto ben segnalato dai cartelli e dai segnavia dedicati. Il Col de Moi è una vetta eccezionalmente panoramica e vale veramente la pena salirla da uno dei tanti sentieri che portano in cima. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. E ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Authors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.